Eder. Mech. Pallister. Quei 3 ragazzi si potevano salvare. Nessun cartello con scritto piene improvvise nei pressi del fiume Natisone, come invece accade vicino al torrente Malina a circa 10 km di distanza. Ci sono alcuni punti controversi su cui si concentrano ora delle indagini. E da queste non sono esclusi i soccorsi. Quanto meno per migliorare il coordinamento, visto che l'elicottero che ha tentato di salvare Patrizia, Bianca e Christian è partito dall'aeroporto Marco Polo di Venezia. Quasi 150 km più lontano dal punto in cui è scattata l'emergenza. Perché si è impiegato un elicottero da così lontano? La procura di Udine si sta concentrando sulla verifica dei tabulati della gestione dell'SOS e sulla opportunità, appunto, di aver scelto di impiegare nell'immediatezza dei fatti un velivolo distante centinaia di chilometri dal luogo della tragedia. Un'attività informativa che giunge all'indomani delle prime sollecitazioni fatte anche dai parenti delle vittime, che chiedono di conoscere la verità sui terribili minuti dei primi soccorsi. Secondo una ricostruzione fatta dall'ANSA, la prima chiamata di soccorso è stata fatta attorno alle 13:25 di venerdì da una delle vittime che in modo preoccupato diceva di essere rimasta prigioniera con i 2 amici sul greto del fiume a causa del livello delle acque che saliva e impediva loro di tornare a riva. L'addetto della centrale del numero unico regionale 112 ha gestito l'SOS come soccorso tecnico, nel quale non ci sono persone con problemi sanitari, e ha dunque deciso di dirottare la richiesta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine, il quale ha inviato, con la massima urgenza, l'equipaggio più vicino al luogo della richiesta e ha immediatamente attivato le squadre specializzate di fluviali e messo in preallarme i sommozzatori. Contestualmente, è stato attivato Drago, l'elicottero di stanza all'aeroporto Marco Polo di Venezia, che ha iniziato a predisporre il proprio piano di volo e acceso i motori. Visto l'innalzamento del livello del fiume, pochi minuti dopo, la ragazza che aveva fatto la prima chiamata ha sollecitato, in preda al panico, nuovamente l'arrivo dei soccorsi. Imitata da almeno una mezza dozzina di passanti, che transitavano sul ponte romano e avevano compreso la difficoltà del caso. Nel frattempo, anche il personale di terra dei pompieri era giunto in zona. Valutato che Drago aveva da poco iniziato il tragitto verso il Friuli Venezia Giulia, è stato chiesto l'intervento dell'elicottero sanitario della Sores FVG, con un tecnico del soccorso alpino a bordo, che potesse compiere specifiche manovre per un eventuale recupero all'esterno del velivolo. Questo secondo elicottero si è alzato in volo pochi minuti dopo Drago, ma, dovendo percorrere una distanza che può essere coperta soltanto in 8 minuti, è arrivato a Premariacco ben prima. I 3 ragazzi, purtroppo, qualche istante prima, soltanto un paio di minuti secondo i testimoni oculari, erano già stati ingoiati dal fiume. Nonostante l'eroico tentativo di salvataggio dei vigili del fuoco, uno dei quali si è perfino lanciato in acqua, rischiando anche lui di essere trascinato dalla impetuosa corrente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.